almeno l'ultima puntata fammi dettare delle regole, perché non l'ho mai fatto in tanti mesi, quindi almeno l'ultima puntata fammi dettare delle regole. Ma se te ne sei fottuto? No, non è vero, non è vero. Ancora. Regola numero 1. Qual è? Oggi assolutamente vietato emozionarsi. Ecco. Regola numero 2, assolutamente vietato vietare di emozionarsi. E quindi? E quindi non ci dobbiamo emozionare. O quantomeno, magari, io spero di non emozionarmi, perché come diceva ieri Antonella, noi siamo tutti un po' spavaldi dietro questi microfoni, però anche noi abbiamo un cuore. Sì. Quindi sotto quelle magliette allucinanti batte un cuore. Sotto quei maglioni pazzeschi assurdi batte adesso un cuore. Non più perché fa caldo, però insomma, anche se effettivamente questa mattina volevo indossare un maglione di quelli tipici, giusto per quella scaramanzia che in queste circostanze magari non guasta. Poi mi dispiace non essere oggi lì con voi per l'ultima puntata. Aspettando ottobre con grande affetto, vi saluto nel modo che ci accomuna tutti. Alla Catalla! Saluti da Roberto Motta, il rappresentante, nostro amico, fiero di essere nostro ascoltatore e fan, ma fieri noi di averlo come amico. Grazie. Veramente un bravo ragazzo, ecco. Ehi Lucy P, guarda cosa ha fatto? Guarda, le bavette per Sofia. Andiamo? Ciao Sofia. Mi emoziona. Con piacere l'ho fatto. Queste sono Non si può credere, penso che Barbara si mette a piangere appena le vede, guarda. So che ne troverai di più bellissime, queste l'ho Ma che fatte fa con il cuore, giusto? Sono state fatte da me. Guarda, hai fatto veramente una cosa Mi ha fatto meravigliosa. piacere. Lo prometto, io quando lo prometto le cose non mi prometto. Spartetevi un poco di adesivi. Grazie. Siamo con Magna, Claudiano. Chi è Claudiano? Per montare roba solata di vite me erano moroso. Ciao. Ciao. Poca roba. Sto bene, come sei? Siete collegati in diretta con il backstage di Alla Catalla, come vedete, il vero backstage è questo. Vieni qua. Almeno per l'ultima puntata lo facciamo vedere. Ecco dai, sennò poi non ci credono. Allora, cipolline senza cipolla, solo per Fabio, esatto. E poi aspetta, che c'è? Aspetta che ora sì. Bomba, cipolline arancini. C'è una bomba, Caruso! Attenzione, c'è una bomba. Oh, a Bagdad io non lo del bar il boom, sai? Se siamo venuti a bar a Bagdad c'è una bomba, che c'era un scappa un c'era. Allucinante. La Catalla, la terza prova è andata male, consolatemi, Fedi da Ramacca. Tranquilla Fedi, recupererai con l'orale, tranquillo, non Ciao preoccuparti. Peppe Fabio, siete stati troppo pessi, poi non tante parole ma poche, grazie, ancora grazie per la vostra accoglienza, per relatare le mie mattine, per la vostra semplicità e com'è? Autoironia. E autoironia. Insomma, buone vacanze ragazzi, by Alberto il ciclista. Grazie Alberto. Coraggio, coraggio perché lui è il cugino di Roberto Motta, il rappresentante. Vabbè. Poi sono stato da Cattagione, che volevo ringraziarvi per i miei meravigliosi giorni e poi siete insieme. Sì. Grazie. Vabbè, però. Sto facendo delle mattonelle con la scritta alla Catalla. Alla Catalla. C'è scritto anche Inc. Qua c'è veramente. Inghia sì. No, non c'è scritto. Inghia sì, un anno, Carusi. Quando si ricomincia, comunque non siete troppo persi, anzi siete troppo fotti. Mi mancherete, buone vacanze, by Iuzzo da Paternò. Ciao Iuzzo. Guarda Limoncello. Intanto dobbiamo ringraziare la nostra amica Ombretta e suo marito Gabriele, che insomma sono venuti a trovarci, ci hanno portato un sacco di cose buone, ma soprattutto grazie per l'affetto e per la simpatia che sempre ci dimostrano, anche personalmente, non soltanto ecco così perché facciamo la radio, ma anche perché insomma ogni tanto ci capita di parlare anche dei nostri lavori, insomma parliamo di bambini, parliamo di tante cose belle. Complimenti sempre per quello che fate. Grazie a voi, complimenti a voi, ci tenete tantissima compagnia nella brevissima pausa tra un lavoro e un altro, quindi siete compagni di giornata. Beh, noi siamo felici di esserlo. Sì, simpaticissimi compagni. Salutateci il dietologo, perché loro sono una coppia che si è sposata a settembre, e quindi pensate, da settembre a oggi tutti e due sono ingrassati. Di solito ingrassa solo lui e invece lei quanto tu? 30. Lui 30, no, lei molto meno, ci mancherebbe. Hai preso 30 kg? Sono una betoniera. 30 kg hai preso? Io sono un dilettante. Ma io per due auto però, scusami. Vabbè, voglio dire, però
Vabbè, pazienza, dai. Quanta gente, Mamma quanta mia, festa, ma adesso- soprattutto quanto limoncello. Ecco, adesso presentatevi uno per uno. Puseda, tu sei Puseda, giusto? Davide da Montepalmo. Davide da Montepalmo, tu? Dino Aliu da Come? Dino Aliu. Dino Alivo. Che fai il pizzaiolo? Pizzaiolo. E beh, poi certo. Claudiano! Claudiano. Ragazzi, ma quando è Claudiano? Ce lo potete vedere su YouTube, lui è Claudiano, praticamente aveva la testa quando ha Puseda e Dino Alivo bucchiata assieme, c'è una cosa allucinante. Ciao, bene, bene. Ce l'ho fatta. No, e la gente aspetta 525. No, oggi non era il 23, oggi era 439. Ciao Fabio, come va? Tutto bene. Tutto a Anche a Pippo. Ah, grazie. Come va Fabio? E io che cercavo la Toyota Corolla adesso te stavo con la Toyota, ci potete spiegare tutta una montatura. Avrai il macchinone se No, ce l'ho messa all'ombra, il macchinone. Approfittando di macchina, approfittando È di messa all'ombra. Domani dopo 25 anni mi rivedo con la mia ex, dovevamo sposarci fra parentesi. Grazie a Facebook adesso lei vive a Roma, io a Catania, siamo sposati entrambi, cosa mi consigliate? Vabbè. Dopo da scicata e poi ognuno a sua casa, Poi, dunque, arrivederci amore, ciao Fabio Giuseppe, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao Lucia da Paternò. Lucia però con sta canzone Luigi Tengo si suisce ciao. Quindi non vabbè, ovviamente non riusciremo a leggere i 105 messaggi che ci sono perché In mancano coda, tra 10 minuti alla fine della trasmissione, ma alla fine vera, quindi purtroppo non riusciremo a leggere tutti quanti. Guarda, ti faccio scorrere Tony Etna, guarda, Ecco, così magari qualcuno potrà vederli su YouTube. E questi sono quelli che non abbiamo potuto leggere, non bicchiere il numero di telefono che poi ci chiamano. Poi vabbè, tu non pacilli sul numero, vabbè. Oh, poi che dire? Niente, Giorgio è andato via, noi lo ringraziamo, Lo per tutto quello che ha salutiamo fatto. anche per la pazienza, ovviamente. Porca Ci miseria, come no. mancherebbe Salutiamo altro. anche Roberto che insieme a Giorgio ricordo in 2 o 3 ore ha messo su questa cabina di trasmissione. Roberto e Giorgio sono i responsabili della cabina di trasmissione che prima non c'era, adesso e che mi c'è. hanno sopportato perché io per 2 giorni consecutivi gli ho rotto le scatole giorno e notte. Salutiamo anche il papà di Gianluca il Piastrellista che è convinto che lui sia al lavoro. No, sì. no, Gianluca è qui. Guarda che faccia. Salutiamo anche sua moglie, salutiamo Sofia che è l'ultima arrivata e la nostra Antonietta Licciardello. Antonietta viene nell'ultima puntata di Rosso Vestita. Che carrosa anda a testa, come si? Non potevi mancare, non Tutto potevi a posto? mancare. Dove sei stata a fare intervista che c'è la rosa allora, sulla sai che ho testa? fatto stamattina? Tu mi prenderai per pazza. Dimmelo. Sono andata a vedere la sposa. Ma di sono andata cui? a fare le interviste. A chi? Dopodiché sono arrivata a cerimonia iniziata. Ah, cioè e tu sono eri di venuta- matrimonio, ti inizi a travagliare e poi... Esatto, Non ci sono posso un credere. genio, Ragazzi, una Grandioso, giornalista grandioso. indefessa si direbbe. E allora portateci nel cuore anche quest'estate, se ci incontrate per strada salutateci, veniteci a dire alla Catalla e noi saremo contenti di riconoscervi, diteci chi siete, se ci avete mandato qualche volta un messaggio e non dimenticatevi di noi, comunque non dimenticatevi che trovate tutto su YouTube, su Pianeta alla Catalla, grazie ancora sempre a Tony Etna. Grazie Tony Grazie Etna, davvero. grazie. E quindi mi raccomando, non vi lasceremo soli neanche d'estate se Assolutamente andrete no. su internet, ma con la diretta torneremo a partire da ottobre alla Benissimo. Catalla su RSC Radio Studio Centrale con Fabio Formosa E Giuseppe Castiglia. e stavolta grazie davvero e buona estate. Ciao. Su Radio Studio Centrale